Quando parliamo di coperture del valore della pensione, delle singole pensioni, non dobbiamo dimenticare che quando viene calcolata l'inflazione, viene calcolata su un paniere di, chiamiamolo, di prodotti di cui i pensionati ne usano una parte, per cui il vero danno al valore delle pensioni è che quando i pensionati li usano per la sopravvivenza, i valori, chiamiamoli i prodotti, quelli che sono essenziali per il sostentamento della vita, abbiamo visto che in questi anni il differenziale inflazionistico su quelle partite, su quei prodotti è molto elevato e non verrà mai coperto. E quando ci sono i tagli sulla perequazione si fa un danno notevole a quello che è questo tipo di sistema. Ma con un fisco equo le pensioni si difendono anche attraverso diciamo, un fisco che possa recuperare quel potere d'acquisto che hanno perso i trattamenti pensionistici. Queste distorsioni si possono recuperare attraverso una sostenibilità del fiscale, mettendo mano sul sistema appunto fiscale e trovare delle soluzioni e diciamo, equiparare soprattutto le detrazioni tra lavoratori dipendenti e pensionati che ancora oggi persistono. Oggi i pensionati sono purtroppo ancora una volta tartassati dal sistema fiscale. Abbiamo visto che in Italia sono quelli che pagano più tasse rispetto a tutti i paesi europei. Chiediamo un fisco più equo e più ridistributivo per tutti i cittadini, lavoratori e pensionati. Il sistema pensionistico, ovviamente il sistema pensionistico consideriamo il livello nazionale, non solo quello del Veneto. Il problema è da un lato tenere l'equilibrio tra le prestazioni che vengono erogate e i contributi che vengono incassati e dall'altro lato mantenere un equilibrio di genere appunto, cioè i giovani oggi pagano i contributi sia come lavoratori che come datori di lavoro e le prestazioni pensionistiche vengono chiaramente erogate in funzione di questi contributi. È importante l'equilibrio, quindi è importante garantire il pagamento di contributi sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi e quindi considerare i contributi come un valore che si investe nella società e nel paese che poi garantisce il pagamento delle prestazioni vigenti e future. E questo è ulteriormente importante, ulteriormente da considerare, soprattutto quando si pensa al divario di genere tra uomini e donne, perché? Perché le retribuzioni purtroppo delle donne sono tendenzialmente più basse, il percorso di vita lavorativa delle donne è frammentato, spesso per ragioni di accudimento, di prestazioni che vengono diciamo, rese in maniera frammentata e quindi è importante garantire non solo l'equilibrio ma anche un aumento di quelli che sono diciamo, i salari, le retribuzioni della base imponibile proprio per garantire l'aumento delle prestazioni pensionistiche, soprattutto guardando al mondo delle donne. I giovani che oggi entrano nel mondo del lavoro devono sapere due cose. La prima è che vivranno un'attività lavorativa in un contesto di sistema contributivo, quindi il valore della pensione, l'importo delle pensioni che percepiranno quando andranno in pensione, quindi in un'età molto lontana che probabilmente neppure hanno in mente e non riescono in qualche modo a immaginare, sarà determinato dai versamenti contributivi che verranno fatti mese a mese, giorno per giorno in funzione di tutta la loro vita lavorativa. Quindi un giovane che oggi inizia l'attività lavorativa, anche magari solamente un lavoro stagionale, un lavoro che in qualche modo li occupa in un periodo limitato, per esempio nel weekend, è importante rapporti di lavoro regolari con il pagamento dei contributi e non considerare il pagamento dei contributi come un costo o come un qualcosa che in qualche modo si può rifuggire, ma un qualcosa che dà valore e che garantirà loro in relazione al futuro e alla propria possibilità di sostentamento.